A Favara, il Castello Chiaramonte ospita fino al prossimo 10 maggio il musical Il Principe dei Sogni, scritto e diretto dal regista favarese Lillo Sorce, con 3 appuntamenti. La mattina per le scuole e il pomeriggio per il pubblico. Il regista Sorce racconta la storia di Giuseppe, che per gelosia è venduto dai fratelli. Sognare e perdonare sono gli ingredienti basilari della storia, che amalgamati a tratti comici e drammatici completano uno spettacolo tutto da gustare, unico nel suo genere, dove gli attori reali interagiscono con scenografie e personaggi proiettati in mapping 3D sotto una visione tridimensionale. Musical, teatro e multimedialità, quindi un mix perfetto e innovativo, realizzato dal regista Lillo Sorce e dai direttori tecnico e musicale Riccardo Liotta e Carmelo Gallo. Ascoltiamo in proposito lo stesso Lillo Sorce, al microfono di Irene Milisenda. E allora, vediamo un po'. Storie. Allora, gente, tra queste 1000 storie ce n'è una sola che può chiamarsi storia veramente. E le altre, direte voi, sono leggende. A Favara Il Principe dei Sogni, un musical che fa sognare grandi e piccine. Sì, siamo riusciti grazie all'aiuto di una manodopera artigianale e artistica importante come Carmelo Gallo, che ha curato gli arrangiamenti musicali, Serena Costanza che ha fatto le musiche, io ho scritto e ho preparato come studio il mapping 3D e tutte le animazioni, Riccardo Liotta che è alla direzione tecnica. Siamo riusciti a creare qualcosa di, credo, innovativo, abbastanza nuovo, perché siamo riusciti a mettere cinema, teatro e animazione insieme. Come vedete, questo cilindro permette ai bambini di essere immersi dentro lo spettacolo, quindi ci sono degli attori che interagiscono con questo cilindro dove è tutto mappato e dove ci sono immagini, animazioni, scenografie e cose varie, e interagiscono con gli attori e i bambini possono vivere questi momenti in maniera proprio calati dentro, con anche l'audio ci aiuta tantissimo perché c'è un audio 5.1 ed è una bella esperienza. Abbiamo visto con i bambini che sono immersi completamente in questa favola ed è una bella esperienza anche per noi. Vogliamo dire un po' le date di quando le persone possono venire a vedere lo spettacolo? Allora, noi abbiamo, ci sono le mattine dedicate alle scuole, la sera ci sono 2 spettacoli, uno alle 18 e uno alle 19, aperti a tutti. Sarebbe meglio fare delle prenotazioni e venire a gruppi perché è più facile gestire la situazione. Ma solo nei giorni feriali. Purtroppo sabato e domenica qui sono chiusi, siamo al Castello Chiaramonte e non è possibile, anche perché è organizzato per le scuole, quindi solo giorni in cui le scuole sono aperte. Uno spettacolo che girerà l'Italia? Sì, abbiamo iniziato da Favara perché è il nostro paese, subito dopo saremo dal 15, se non erro, dal 15 al 26 maggio saremo ad Agrigento, nella chiesa Purgatorio, se non sbaglio. E poi avremo intenzione da settembre in poi farlo girare un po' nella provincia, nella Sicilia e chi lo sa anche fare anche l'Italia. Io sono il coppiere e lui il panettiere fino a ieri. Servivamo il re, feste, banchetti, pranzi, cene e colazioni, ce le siamo fatte con tanti faraoni. Ieri mentre salivo con la mia coppa in mano, piena di vino dolce e chicchi di melograno, mi fermo un po' stordito all'ultimo gradino, guardando una ragazza che passa là vicino. E che ragazza, amico, meglio non ci pensare, bella come il sole, con gli occhi color mare. E tutto questo sole e questo mare ci ha dato una mazzata e ci ha fatti arrezzolare. Arrezzolare, cadere, scivolare, devi imparare la lingua se qui vuoi stare. Dove eravamo?